Io direi che la prova è superata, la mostra di Canova è una mostra che celebra degnamente questo grandissimo artista del nostro territorio. Superata la prova e superata ampiamente quota 20.000 visitatori in neanche 2 mesi dall'apertura per la grande mostra dedicata ad Antonio Canova, genio europeo, allestita al Museo Civico di Bassano. Numeri che richiamano alle grandi rassegne del passato. È una grande soddisfazione per il museo ed è una soddisfazione doppia perché i visitatori escono contenti, felici e soddisfatti della visita. La mostra dal mio punto di vista è un successo al di là dei numeri. Spero che dia ancora molte soddisfazioni alla città che sta vivendo un momento di afflusso di turismo culturale molto ricco e che porta senz'altro, fa bene alla nostra città. E un riconoscimento è arrivato anche a livello nazionale. È la notizia di pochi giorni fa che il Ministero del Turismo ha concesso un contributo molto importante all'amministrazione comunale di 500.000 euro per il valore di questa mostra. Gioielli che vengono messi in mostra, si pensa già anche a una proroga? Sì, allora la mostra è aperta fino al 26 di febbraio, però ci stiamo già muovendo per spiccare una proroga di altre 3 settimane circa.